Riordino e accorpamento delle ULSS del Veneto, una cinquantina di sindaci si è riunita a Vicenza per cercare di capire cosa cambierà per i nostri ospedali e la nostra sanità. Noi capiamo che il Presidente ha preso un impegno, il Presidente Zaia ha preso un impegno in campagna elettorale anche con questa proposta, però questa proposta così com'è è difficilmente attuabile nel nostro territorio. La paura maggiore è che un ospedale come il San Bassiano venga drasticamente penalizzato. Questo non deve assolutamente accadere. L'ospedale di Bassano deve non solo non essere penalizzato, ma deve diventare il centro e il fulcro di un'operazione importante che potrebbe essere l'accorpamento, sì, però con altri ospedali della zona. In linea con l'idea dell'ULSS della Pedemontana, quindi lanciata da Rete Veneta, che interesserebbe un territorio che oltre al bassanese si allargherebbe all'Alta Padovana e alla Castellana. Se un'azienda sanitaria che faccia capo alla Pedemontana non solo troverebbe il mio appoggio ma anche il mio assoluto sostegno, un presidio ospedaliero nuovo che abbia come capofila Bassano potrebbe essere una soluzione e anche una proposta alternativa ai tagli e agli accorpamenti che la Regione con questa proposta, perché è giusto ribadire che si tratta ancora solo di una proposta, porta avanti. Il rischio maggiore è che l'ULSS 3 finisca come è finito il Tribunale di Bassano. Quello dell'ospedale deve essere una battaglia che dobbiamo portare avanti non solo noi sindaci in prima persona, ma dobbiamo portare avanti proprio tutti gli stakeholder, tutti i portatori di interesse di questo territorio, primi fra tutti i cittadini. Giù le mani dai nostri ospedali,